Buongiorno a tutti, iniziamo dalla parola e ci alziamo in piedi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, 2 di loro erano in cammino per un villaggio, distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò: che cosa? Gli risposero: tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò son passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci d'aver avuto anche una visione di angeli, quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. In quello stesso giorno accadono cioè 2 cose contemporaneamente. Il primo ponte che l'Eucarestia realizza tra cielo e terra è il ponte tra noi e la Pasqua di Gesù Cristo. C'è una cosa che riguarda Dio e c'è una cosa che riguarda me e te. Siamo dopo la Pasqua, ma la Pasqua, potremmo dire, è rimasta di Cristo. E tante volte nella nostra vita la Pasqua riguarda solo il Signore, ma Lui, che è il risorto, vuole che noi diventiamo dei risorti. E se non entriamo nella Pasqua, a cosa serve la Pasqua? A Gesù non basta risorgere se non fa risorgere anche noi, se non ci fa partecipare anche noi. Nella Pasqua si uniscono attraverso l'Eucarestia 2 pagine che hanno sempre bisogno di essere rilegate tra di loro: la pagina del Vangelo e della Pasqua di Cristo e la pagina della nostra vita. E abbiamo sempre bisogno di mettere insieme queste 2 pagine perché la pagina della nostra vita trovi senso tra il cielo e la terra. Appunto, 2 camminano, ma se ne stanno allontanando da Gerusalemme. Come ogni uomo di questa terra cammina, fa tante cose, corre dalla mattina alla sera, ma il nostro camminare, che spesso è il nostro correre affannato, è andare verso Gerusalemme o ci porta lontano da Gerusalemme? Questi 2 camminano, ma si stanno allontanando dalla Pasqua senza rendersene conto.
e conversano, cioè l'uomo è comunicazione, l'uomo è condivisione. Ma dice l'Evangelista Luca, conversavano di quello che era accaduto, cioè la loro comunicazione e la loro condivisione è rimasta nel passato. Sono ancora schiavi del passato. Allora l'Eucarestia, ponte tra cielo e terra, ci libera ogni giorno e ogni domenica, Pasqua della settimana, dal nostro passato. Anzi, vorrei dire, libera il nostro passato perché diventi il nostro presente e diventi il nostro futuro. Perché quando viviamo schiavi del passato non riusciamo a vivere con libertà il presente, e sì, lo viviamo il futuro, ma soltanto nella preoccupazione e nell'angoscia. Ecco perché Padre Pio diceva: il passato alla misericordia, il presente alla grazia e il futuro alla provvidenza. Se no portiamo solo lo zaino sulle spalle del nostro passato e usciamo dalla messa dicendo: non è cambiato assolutamente niente nella nostra vita. Ma forse il tempo del Covid non ci avrebbe dovuto insegnare che senza il giorno del Signore e senza l'Eucarestia noi non possiamo vivere? Loro discorrono e discutono e Gesù in persona si accosta e cammina con loro. È bellissimo. Il Signore ci è sempre fedele. Non siamo noi che anzitutto andiamo da Lui, è Lui che ci raggiunge. Pregare non è semplicemente la preghiera che io faccio per avvicinarmi a Dio. Pregare è lasciarmi raggiungere dal Signore, perché Lui è così fedele che si allontana insieme con l'uomo che si allontana. Se salgo in cielo, là tu sei, dice il meraviglioso Salmo 139. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Pensa che bello. Dove vai tu, Gesù viene con te, anche nel peccato, anche negli inferi. Il Signore vuole raggiungerci e porgerci la sua mano per salvarci, perché Lui è fedele a prescindere. Lui è sempre il nostro accompagnatore, è in tutte le nostre crisi, nelle tenebre e nelle luci, nei vuoti e nei pieni. Lui c'è, solo che noi non sempre lo vediamo. Solo che noi, come questi due discepoli, non sempre lo riconosciamo, perché predomina altro, spesso quella cappa nera di tristezza che ci portiamo davanti ai nostri occhi. Infatti, dice, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo, perché il loro pensiero diventava la loro miopia e la loro cecità. Pensate, se penso male di te, ti vedo sempre male. Qualunque cosa tu faccia, parli, stai zitta, perché il pensiero diventa occhio e l'occhio diventa azione. Ecco perché Gesù dice: non è ciò che entra nel cuore dell'uomo che lo determina, ma è ciò che esce, la luce con cui ti guardo. E Gesù è con loro, ma non è ancora entrato dentro di loro, perché a Lui non basta essere con noi nell'Eucarestia finché non entra in noi. Ma Egli disse loro, Cristo va alla radice, non è venuto ad aggiustare i sintomi della malattia, non è venuto a fare estetica spirituale sui nostri comportamenti. Il Signore viene per entrare e trasformare le radici delle nostre malattie, le radici del nostro cuore, perché le nostre radici hanno sempre bisogno di essere innaffiate. La parte più importante di un albero non sono i suoi frutti o i suoi rami o le sue foglie, ma sono le sue radici, quelle che non si vedono. L'Eucarestia crea il ponte tra il cielo e la terra, e mi verrebbe da dire anche sottoterra, perché viene a bonificare le nostre radici, rivolgendoci la parola. L'uomo spesso è muto, come me e come te, anche quando parla. Cioè noi riusciamo a dire tante cose senza effettivamente dire quello che abbiamo veramente dentro il cuore. Come stai? Bene, punto. E dentro quel bene c'è un mondo.
in cui il Signore, rivolgendoci la parola, vuole entrare perché la parola ci fa avere altri pensieri, la parola ci cambia il modo di pensare e chiede: che sono questi discorsi che state facendo tra voi? Pensate quanto è umile lui che è il Verbo di Dio. Il Verbo di Dio fa la domanda, lui, perché il nostro modo di ragionare deve aprirsi. Il miglior modo di educare in famiglia non sono le affermazioni, ma sono le domande, perché quando noi andiamo avanti per affermazioni, andiamo avanti a colpi di sappiamo, come se io ho capito tutto, come se io ho il mio schema per giudicare la vita, e la vita ci dimostra tutti i giorni che gli schemi ce li rompe continuamente attraverso il coniuge, attraverso i genitori, attraverso i figli, attraverso gli altri. Il Verbo ci fa la domanda, perché a colpi di affermazioni ognuno si chiude nella sua ragione e rifiuta quello che dice l'altro. Pensate come litighiamo tra di noi: tu sei così e però tu in quell'altro modo, a colpi di affermazioni. Invece la domanda fa riflettere e fa decidere l'altro e lo fa maturare, perché non è maturo chi non sbaglia mai, ma chi sa trarre sapienza da tutto quello che vive. E se è vero, come ha detto un padre della Chiesa, che ogni uomo è la sua domanda, allora il problema è capire solo se la nostra domanda è giusta o se la nostra domanda è sbagliata. Perché ci si sposa? Perché ti sposi? Perché ti vuoi sposare? Perché vuoi fare quell'università? Perché azzeccare la domanda giusta della vita. E mentre l'uomo risponde, si rende conto di quello che dice, perché finalmente lo può tirar fuori, perché finalmente può sentirsi ascoltato. E si fermarono col volto triste. Finalmente quella domanda li ha inchiodati, perché non stanno camminando, stanno scappando. E a volte anche noi nella vita non camminiamo, scappiamo da tutto ciò che è pesante e difficile nella realtà. Si fermarono col volto triste, direbbe l'Evangelista Luca un volto caduto, c'hai un muso lungo così, appunto, cioè un volto che non è più capace di guardare in alto, un volto che è ripiegato su se stesso, un volto che è ripiegato sul proprio ombelico. Hanno pensieri e il sentimento è la tristezza, ma chiediamocelo: lo scopo della vita di Cristo è portarci alla tristezza? Lo scopo dell'aver incontrato il Signore è vivere solo con una pesantezza nel cuore e nella mente? E loro rispondono: tu solo sei così forestiero da non sapere ciò che vi è accaduto in Gerusalemme? L'uomo risponde rimproverando il Signore, perché naturalmente di tutto quello che mi succede a monte delle colpe di mio marito, di mia moglie, dei miei figli o dei miei parrocchiani, di chi è l'origine della colpa di tutto quello che mi accade? Il Signore. E quante volte lo diciamo: quello che vivo io non lo capisce nessuno, non mi capisce nessuno, a volte forse anche Dio mi ha dimenticato, o non sarà che si è sbagliato con me, come dissero i genitori del giovane seminarista Giampiero Morettini la sera che andava in cielo e di cui oggi stiamo facendo il processo di canonizzazione. E Gesù Cristo domanda: che cosa? E questa è la domanda più incredibile della scrittura. Il protagonista della storia chiede che cosa sta succedendo nella storia. Cristo, appena sofferto di tutto, è risorto con la forza dell'amore del Padre, ma è così umile nei confronti dell'uomo ignorante che gli viene incontro per tirar fuori quello che ha dentro. Invece noi, spesso, quando viviamo il male, tutti stanno male, tutti devono star male e non crediamo che qualcuno sia felice. Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, una risposta teologicamente perfetta, però a metà, senza la risurrezione. E quante volte il demonio ci lascia in vite a metà.
Il demone di mezzogiorno, dice Evagrio Pontico, quello dell'accidia, che arrivi a un certo punto e non riesce ad andare avanti nella vita. Il bicchiere mezzo pieno, ma anche mezzo vuoto, e spesso vediamo soltanto quel mezzo vuoto, e le cose non compiute ci lasciano soltanto nella delusione. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, perché tutte le nostre visioni dell'inizio del matrimonio, dell'inizio della scuola, dell'inizio del lavoro, dell'inizio della vita, spesso sono le nostre illusioni che poi diventeranno le nostre delusioni, perché l'amore incarnato è l'amore pasquale che conosce il venerdì santo, il sabato santo e la domenica della risurrezione, perché noi siamo uomini di volo e di cammino e abbiamo bisogno attraverso l'Eucarestia di tornare ad essere persone di volo e di cammino. Attraverso dei testimoni, le donne che li sconvolgono, in loro rinasce la ricerca di corpo, la ricerca di amore concreto, e attraverso questi testimoni Gesù dice: attraverso di loro ci hanno detto che egli è vivo. Per i due lui era morto. Per questo c'era solo per loro la frustrazione e la tristezza. Chiediamocelo, ma per noi è vivo? Per me oggi Gesù è vivo? Se noi potessimo sempre avere la certezza di questa parola nelle cose facili e nelle cose difficili nella vita, questo fortifica le nostre radici, perché lui è vivo, è risorto dai morti, è il nostro vittorioso, e se noi abbiamo lo sguardo fissato su di lui, anche se vado per una valle oscura, dice il Salmo 23, comunque non temerei alcun male, perché tu, Signore, sei con me. Lui è vivo, noi non possiamo vivere da morti. Diceva Don Tonino Bello l'ultimo giorno dei santi in cui portava le persone accompagnandole al cimitero: vi auguro di vivere e di morire da vivi e che la morte ci trovi vivi. Oggi la vita ci trova vivi o ci trova morti. L'Eucarestia, ponte tra il cielo e la terra, ci ridona di essere vivi. Ed egli disse loro: si sono sfogati, l'ha lasciati parlare, adesso finalmente può parlare lui. E gli dice: sciocchi e tardi di cuore. Il problema non è nei pensieri, ma quei pensieri da cosa vengono? Vengono dal vostro cuore, che non è l'organo dei sentimenti, va dove ti porta il cuore, perché spesso te schianti se sbagli i sentimenti della tua vita, ma il cuore è l'organo dell'integrità e dell'unità della persona. E Gesù dice: non bisognava che sopportasse queste sofferenze, perché Dio vuole che noi soffriamo? No. Ma se nella sofferenza noi ci apriamo a Lui, Dio saprà fare di quel tassello nero del mosaico della nostra vita un disegno, un progetto d'amore meraviglioso. Se no ci sono tasselli della nostra vita che rimarranno lì, non spiegati, incomprensibili e inesplorabili. E da questa lettura del progetto di Dio resta con noi finché si fa sera. Finalmente, a 2/3 del Vangelo che abbiamo ascoltato, l'uomo finalmente chiede, perché l'uomo che non fa da solo non chiede mai, pretende, si aspetta ma non chiede. Finalmente l'uomo è diventato umile e dice: resta con noi, e chiede la grazia. Ed egli entrò per rimanere con loro, perché appena il Signore viene invitato, Lui entra dentro di noi nel momento della comunione. Non siamo noi che prendiamo Lui, è Lui che viene a prenderci per portarci davanti al Padre. Quanto sarebbe bello accostarci all'Eucarestia dicendo continuamente dentro di noi: Signore, vieni a prendermi, Signore, vieni a prendermi, Signore, vieni a prendermi e portami nel tuo regno. Allora si aprirono loro gli occhi, escono dalla chiusura e lui sparisce dalla loro vista, perché fino a questo momento lui è stato sul piatto, è stato davanti a loro, ma ora finalmente lui è entrato dentro di noi e non ci basta solo guardarlo, ma per nutrirci ci vuole l'accoglienza, perché l'uomo è un essere affamato e noi abbiamo bisogno di nutrirci di lui, che è il pane di vita, per rientrare nelle nostre relazioni
che già nell'Eucarestia uniscono attraverso l'amore le tre famiglie di cui noi facciamo parte: la famiglia della terra, la famiglia dei nostri defunti e la famiglia del cielo, con tutti i nostri santi. E che cosa unisce queste tre famiglie? È l'amore. E allora quando noi diciamo al Signore ricordati dei tuoi fedeli, ricordati e preghiamo per i nostri defunti, non è che lo facciamo perché dobbiamo convincere Dio a salvarli, perché giustamente se non lo convinci tu il Signore a salvare la tua nonna, lui non ci aveva pensato. Cioè lo devi convincere tu. Quindi in un certo senso devi iniziare quel tira e molla con Dio per salvare i nostri defunti. Ma non è così. Che cos'è la preghiera che noi facciamo per i nostri defunti, massima quella dell'Eucarestia? È la nostra testimonianza dei frutti di bene che la nonna, il nonno, il mio babbo, tutti i figli che accompagno in cielo attraverso i loro genitori hanno portato nella loro vita. E questi frutti li testimonio, li offriamo al Signore perché diventino la testimonianza per loro che gli apre la porta del cielo e non sono vissuti invano. E loro prendono tutti questi frutti e attraverso l'Eucarestia che cosa fanno? Li ridonano, perché nell'Eucarestia nessuno tiene niente per sé, ma li ridonano e indovinate per chi? Ridonano tutti questi frutti? Per noi. E così entriamo in questa circolazione d'amore dove quando preghiamo per i defunti scopriamo che loro stanno già pregando per noi e c'è questa circolazione bellissima d'amore e di doni. Scrive Dostoevskij nei Fratelli Karamazov. Lo starec Zosima, come entrò un giovane in monastero, gli disse: ricordati della preghiera. Lui uscì, poi rientrò e disse: padre, sì, ma per chi la preghiera? Prima di tutto per tutti coloro che oggi lasceranno questo mondo. E perché, padre? Perché quando quell'anima sconosciuta a tutti e anche a te entrerà al cospetto del Signore, sarà sulla porta del paradiso, Dio perdonerà lui grazie a te. E quando tu ti presenterai davanti a Dio, Dio perdonerà te grazie a lui, perdonerà lui grazie a te e perdonerà te grazie a lui. Eccolo questo ponte meraviglioso tra il cielo e la terra dove non c'è più il mio e il tuo, questo ponte della comunione dei santi dove a partire dalla risurrezione di Cristo si semina la grazia, perché i santi non sono statue. I santi sono porte, i santi non sono i santini, i santi non vogliono essere immobili, i santi ci vogliono raggiungere, non scegliamo noi i santi. Immagino che ciascuno di voi avrà visto nella sua vita che non sei stato tu a scegliere un santo o una santa, ma è quel santo che ti ha scelto, che ti è venuto incontro, che ti ha aperto una porta. Sì, perché i santi sono delle porte tra la nostra stanza e la stanza del cielo, come mi ha detto la mamma di Gioele, di un bambino che è andato in cielo. Io mi rendo conto che senza l'Eucarestia quella porta per me rimane chiusa, ma con l'Eucarestia quella porta si apre e io ritrovo mio figlio. Dove? Nell'Eucarestia, non negli oggetti, non nel passato, ma nella risurrezione, di quella lingua della risurrezione di cui tutti abbiamo bisogno di parlare. E allora i santi ci soccorrono nell'Eucarestia, ecco perché li ricordiamo, ci vengono incontro e questi santi ci portano la grazia di Dio e aprono le porte della nostra vita. Dicevano a Padre Pio: ma lei, padre, quando celebra la messa è da solo? No. Io quando celebro la messa salgo all'altare con la Madonna e San Francesco rimane ai piedi dell'altare. E tutti avevano non l'impressione, ma la certezza che nel momento dell'offertorio, che nella messa di Padre Pio durava 20 minuti, non si ricordano prediche di Padre Pio, ma tutti ricordano l'offertorio di Padre Pio, in cui tutti avevano la certezza che in quel momento la Chiesa si riempiva e il cielo invadeva la terra e tutti entravano in questa comunione tra cielo e terra. Ma ci rendiamo conto di quello che noi viviamo nell'Eucarestia, di questo ponte che si realizza tra il cielo e la terra, e in principe la Madonna, che San Francesco vide nell'apparizione che l'ha portato all'indulgenza del perdono, far salire i frati in paradiso
vide 2 file di frati che salivano una scaletta per andare in cielo. Solo che un gruppo da una parte saliva e poi tornava giù. E quello dall'altra parte riusciva a fare il salto. E poi guardando meglio vide che c'era la Madonna dall'altra parte, che li prendeva per mano e li aiutava a fare il salto. Madonna della salute e Madonna della salvezza, prega sempre tu, o Vergine Maria, per tutti noi. E allora l'Eucarestia ci sopraffa. L'Eucarestia, quando noi facciamo la comunione, ci travolge, ci viene a prendere per portarci in cielo. E come disse la mamma di un giovane sacerdote andato in cielo, l'Eucarestia è ciò che mi unisce e mi separa da mio figlio. Lei era così arrabbiata perché lui era andato in cielo poco dopo la prima messa, che dice: io in chiesa non c'entrerò mai più. E un giorno, per una spinta interiore, rientrò in chiesa nel momento esatto dell'elevazione, quando vide quel giovane sacerdote che elevava il corpo di Cristo. E lei si disse, da una parte, potrebbe essere mio figlio, e dall'altra parte disse, ecco, che cos'è che mi separa e mi unisce a mio figlio? L'Eucarestia. Nell'Eucarestia c'è ciò e chi ci separa e ci unisce con Cristo, ma anche tra di noi, perché a differenza delle barriere che ci sono tra di noi, e quante barriere ci sono tra di noi, i santi non hanno barriere. I santi corrono, la preghiera corre, l'adorazione corre e la cosa più importante da chiedere è la nostra salvezza, perché il tempo, fratelli e sorelle, si è fatto breve. Amen.